La villetta fatta diventare immondezzaio da chi ci governa era chiusa. Nella Villa Ambrosini, quella fatta diventare la succursale della pattumiera, si sa, ci sono ben 14 cassonetti, tutti ben posizionati, pronti a raccogliere la spazzatura, pronti, anche se in mala maniera, ad essere utili a soddisfare le esigenze del cittadino che paga a fior di euro il comune per questo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ma ieri sera la villetta immondezzaio era chiusa. Dove si butterà adesso la spazzatura? In mancanza di bidoni e senza voglia di fare chilometri in giro per il paese alla ricerca di qualche cassonetto utile allo scopo, perché, lo ricordiamo, i cassonetti in paese sono rari da trovare, la gente ha trovato la soluzione. La spazzatura la buttiamo per terra. Ecco come si mostrava ieri sera alle 22:45 via Ambrosini. Sì, via, non la villetta, proprio la strada dietro al cimitero. Ieri sera era piena di sacchetti per la spazzatura, da una punta all'altra della carreggiata. Complimenti. Fin qui la storia di ieri sera. Adesso passiamo a quella di stamattina. Poco dopo le 7 di stamattina abbiamo ricevuto in redazione 2 telefonate di un cittadino residente in quella zona che ci segnalava insistentemente lo stato di degrado nel quale versa Villa Ambrosini. Raggiuntolo, sul posto c'erano anche diversi operatori ecologici che stavano ripulendo la strada con ramazza e l'ausilio della macchina spazzatrice. Avvicinandoci alla villetta, che era chiusa con il catenaccio, l'orribile sorpresa. Quei 14 cassonetti della spazzatura ben posizionati l'uno accanto all'altro non c'erano più. Al loro posto solo qualche cassonetto in metallo e tantissima plastica liquefatta e tanta spazzatura. Purtroppo sì, si registra un nuovo caso di cassonetti della spazzatura bruciati a Favara. Ignoti hanno preso di mira i bidoni collocati all'interno della villa comunale Gaspari Ambrosini. Adesso quei residui dell'incendio sono diventati rifiuti speciali e per rimuoverli occorrerà l'intervento di una ditta specializzata. Denaro su denaro, soldi andati a fuoco per i cassonetti bruciati, soldi forse per sostituirli, soldi per la ditta specializzata che dovrà raccogliere la plastica bruciata e, se vogliamo sorriderci sopra, soldi per la benzina che adesso i cittadini dovranno consumare per cercare un nuovo immondezzaio. E nessuno dimentichi i soldi per pagare la tassa che diamo al comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E oltre al danno materiale si aggiunge anche quello ambientale, con la diossina sprigionata in aria dalla plastica bruciata. Un nuovo episodio di inciviltà quindi ha colpito la villa, che negli anni è stata ripetutamente vandalizzata ed abbandonata a se stessa. Adesso l'intera zona è rimasta scoperta di bidoni, costringendo quindi gli abitanti del quartiere ad unirsi agli altri nella affannosa ricerca atta a trovare una maniera utile per disfarsi dei rifiuti. Parte anche per loro una vera e propria caccia al tesoro. Forse è giunta l'ora di avviare a Favara la tanto annunciata e mai attivata raccolta dei rifiuti porta a porta.